Cos'è il traghetto da Parada? Il traghetto da Parada è il servizio pubblico più antico della città e viene svolto in barchette, non gondole, da traghetto. Venezia ha un'anima che pochi conoscono e io sono qui per fartela scoprire, quindi seguimi nei miei canali. Questo servizio serviva e serve per attraversare il Canal Grande nei punti dove non ci sono ponti. Pensate che originariamente erano presenti a Venezia oltre 60 traghetti da Parada. Attualmente operativi in ordine di entrata in Canal Grande ci sono Punta della Dogana, Santa Maria del Giglio, San Tomà, Carbon e Santa Sofia. Come vedete in traghetto si voga in due, Poppiere e Provino, entrambi devono essere gondolieri. La barca invece è un po' più grande della gondola normale e questo ci permette di portare più persone da una parte all'altra, esattamente 12. Questo antico servizio veniva usato proprio da tutti, mercanti, nobili, pellegrini e foresti, perché sì, a Venezia gli stranieri sono sempre venuti. Siamo fieri ed orgogliosi di portare avanti questo servizio che rappresenta una vera e propria tradizione plurisecolare. Ma vi altri lo sapevi?